Ridi, Francesco? Ci sta. Vabbè, ci sta. Oggi è weekend, si tirano fuori le macchine, no? I burini tirano fuori le macchine. Non prendiamo una meravigliosa road, nonostante abbia una targa SR. Stefano Ristori non è la mia. Non prendiamo una smart perché non è la mia. Ci puoi mettere tutti i cerchi semi Brabus, ma rimane una smart, non Brabus. Non prendiamo una Ventador perché è molto bella, rispetto, ma non è mia. Non prendiamo quella specie di Ducato del Peugeot. Però c'ho l'ospite e l'ospite è sacro. Dopo 3 giorni è come il pesce puzza, però questo stasera poi domani non lo vedo più. Quindi mi metto la maglietta da burino giallo, giallo Ferrari, no, perché rosso già giallo. Sudo, sveglia alle 5, doccia e 2 birre, tanto per non perdere né peso né tasso alcolemico. Perché voglio dire, i numeri uno, i numeri bravi, io voglio stare solo con quelli bravi. Francesco e il fratellino di nome? Gregorio, carino, come il mio amico calciatore Pagni, che adesso gioca e ha segnato. Quindi sono miei ospiti, no, sono miei, lui è il mio amico, lui è il fratellino, ci conosciamo oggi, fan, cultori un po' del web e hanno un amico bravo, piccolino ma non troppo. Ha un fratello che non se la passa bene, gemello, non gemello, insomma, mamma ho perso l'aereo, no? Però lui non si fa di spade, quindi sta ancora bene. Il marchettino nazionale. E secondo me sto male? Qualche mese fa festeggia più o meno 1 milione di iscritti su Facebook e non so quanti su YouTube. Uno forte lui. Uno che ha 14 anni, avevi? Hai cominciato? Quando hai cominciato? A cosa? A fare i video? No, 16. 16, vabbè, te incazzava perché tanto tu per essere uno così nervoso vuol dire che c'è il coltello in tasca, perché i magri possono averci solo il coltello, la lama per essere così aggressivi, non essere aggressivo, sì. E allora ora ce n'hai 3,6 su Facebook. 3.600.000. Secondo me sta male? Secondo me è un fenomeno. Su Youth House, YouTube, 176.000. che pesano forse quasi più dei 3,6. Comunque non è importante la questione dei numeri, perché se si mettiamo a tirare qua è meglio che se ne stiamo a casa, va a bere una birretta a casa, perché si sta embriagato e dimentica. È il piacere di stare insieme, è il piacere di una persona che gli dico andiamo a tirare fuori i cavalli, andiamoci a divertire e mi fa, ma me la fai guidare? Beh, insomma, io lo apprezzo molto. Ma io lo apprezzo molto perché questa è educazione, questa è umiltà, questa è consapevolezza, è saper stare al mondo. E allora dico, scegli te, da dove parti, Porsche o Ferrari? Il teutonico mi tenta. Tanto le porterei tutte e due, da dove Però cominci? il richiamo dell'italico è forte. Bella per te, andiamosela a fare, andiamo a scendere, no? Dai, è bella per te. Un po' sporca, mi dispiace Marchetti, ma sti cazzi, sono pezzi di vero. Non sono molto sensibile alla polvere, sono più sensibile ai cavalli. Marchettino accende, il Papa dà fuoco e gas. Oh! Sì! Allora, Marchettino non sa che a freddo non si sgassa troppo, però non me ne frega un cazzo. Detto ciò, se vuoi c'è puoi prendere quel telecomando, dai di ignoranza, premia ignoranza. Oh! Ignorante! Marchettino ignorante, presidente ignorantissimo, molto più low profile, molto più snauze, molto più boxer. Allora noi ci andiamo a divertire, ma neanche la prima birra con noi? Al Carota? Neanche la prima birra al Carota? A Marchettino! Manco la prima birra al Carota, la birra sì. C'è crisi, pago io, a fine mese la pago. E la voi noi andiamo a divertirci. Vai cazzo!